Così frega cazzi stasera. Allora, la chat ce l'abbiamo qui. Allora, un attimo solo, ragazzi, stiamo a fare un po' le corse oggi. Allora, giustamente tu non ti apri in automatico e va bene così. Allora, tu non guardare così, per piacere. Stai buona. Che già qua c'è un problema. Allora, chat. Ok, e la chat qua c'è, che non si vede pure qui. Facciamo una prova. Allora, vabbè, tu non vuoi andare? Vabbè, ti aggiusto io. No, non c'è proprio problema. Ah, vuoi fare la furba allora stasera? Va bene, va bene. Ah, allora, a posto, fatto, risolto. Easy. Con le buone maniere forse si ottiene sempre tutto. Allora, a questo punto dobbiamo fare un nuovo gioco. Sì. E dobbiamo tenere d'occhio questo qua. Allora, dobbiamo non aprire il forno all'inizio, dobbiamo prendere i magneti dal frigorifero che cascano a terra, non guardare le cassettine nel condotto d'areazione, provare la salsa e giocare a qualcosa sulla console. Allora, vuoi che ti insegni le basi? No. No, già fatto, già dato. Allora, prendiamo il telefono. Allora, fatemi solo rimettere la chat se possibile. Ok. Fatemi solo controllare che sta andando tutto bene per sicurezza. Ok, siamo ancora vivi e siamo in live. Va bene così. Allora, apri messaggio. Scarica l'applicazione. Ok, tanto penso la prima parte la possiamo passare comunque tranquillamente, anche perché sono dialoghi che già abbiamo fatto, a meno che non ci sia qualcosa di nuovo. Allora, facciamo Vincenzo. Allora, dobbiamo riordinare. Ok. E poi c'era questo qua. Ok. Avvia l'app. Ok. Ho tanta fame. Come no? Un po' di zuppa di pollo. Allora, compra gli ingredienti, cibo. Mangia zuppa di pollo, vai. Taglia le verdure. Guarda che classe, guarda. Guarda come taglio le carote, guarda. Ok, la patata. Vai patata, vai patata. A posto. Ora c'erano i minigiochi da fare. Ok, quindi adesso noi stiamo togliendo l'anima a delle persone, vabbè. Ok, facciamo questo qua. Ed era due volte questo se non mi sbaglio. Cambiamo queste qua.
Allora, compro un televisore. Ok, vabbè, tanto comunque abbiamo cercato e ci sono solo due finali. Che strano che faceva prendere pure l'altra TV. Allora, ho perso la spazzola. Trolla sul comodino, niente. Non ci sono spazzole. Ma non guardare nel forno. Allora, noi l'altra volta abbiamo visto qui la prima volta. Ok, era sempre qui. L'altra volta abbiamo indovinato a culo, allora. Minchia, complimenti. Va bene. E quindi il primo punto fatto tranquillamente. L'armadio va bene. Allora, non è che riesco a giocarci col pad così vado anche più comodo. Ok, e il primo passaggio in casa lo abbiamo fatto. Il posto è familiare. È successo qualcosa. Ah, mi hai illuso, pensavo potessi andare col pad. Te possino. Allora, noi entriamo qui. Poi c'era per cambiare, eseguire il programma. Inizia accendendo lo scanner. Ok. Metti gli oggetti e c'era la matita. Poi c'era un'altra cosa di qua, se non erro. Non dobbiamo vedere nel condotto. Fiocchetta. Ecco qua. E un cucchiaio. Cucchiaio sulla tavola. Eccolo qua. Allora. Cucchiaio messo. Attiva scansione. Ok, possiamo andare? Allora, teletrasporto. E fino a qua adesso subito abbiamo fatto. Fino a qua ci siamo. Giuseppe, a te ti consiglio di non guardare e fartelo con Sabrina questo. Allora, poteri insufficienti, riavviare l'alimentazione. Ah, vabbè, a posto allora. Dove si... Ah, sì, all'ingresso. Ok. Batterie del server mancanti. Allora, mostre batterie dove stavano? Hanno chiuso nel bagno. Vuoi giocare? No. No, grazie, già abbiamo dato. Fai uscire dal bagno? Dai, non farmi il jump scare per piacere. La batteria presa. Chi sei? Mi hai invitato tu qua dentro. Ok, allora, qui c'è una batteria. Ok. Le lettere stanno ancora qui.
Ciao, sono tornato con un coltello ma nel microonde. No, 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 stavolta il forno non l'abbiamo visto proprio. In realtà abbiamo scoperto che sono 3 finali e non 2. C'è anche un terzo finale. L'altra batteria dove era adesso? Allora, 1, 2, 3. No, allora, più che altro non dobbiamo vedere il forno, non dobbiamo rifiutare la salsa che ci dà il tavolo, non dobbiamo spiare nel condotto nel bagno, non dobbiamo lasciare a terra le parole che cadono dal frigorifero e aver terminato almeno una volta il gioco. Noi per sicurezza ci siamo messi un elenco sotto con tutte le varie note. Allora, l'altra batteria, dove Stradivari è? Batteria? No, batteria per piacere. Run innocente. Adesso vediamo come va a finire, perché la scelta l'altra volta era se rimanere o volercene andare, e volercene andare ci ha un attimino creato un bel po' di problemi, mettiamola così. Il terzo finale si sblocca semplicemente che nell'ultima scena con il bad ending, alla fine, se ti ricordi, ci fece vedere il codice della cassaforte che pure Gianmarco, come la vide, disse di aprire subito sta cosa, ma non sapevamo il codice dove potesse essere, e da lì dovrebbe aprirsi un altro finale. Noi adesso facciamo quello stay per capire un attimo com'è, vediamo pure quanto tempo dura, e che può darsi che magari entriamo lì 2 secondi ed è finito. Dobbiamo comunque poi rientrare la terza volta, rifare la stessa strada per scendere lì nel laboratorio e usare la cassaforte e vedere cosa c'è dentro. Noi adesso vediamo di arrivare subito al punto quello lì. Avvia la macchina e vediamo un attimino che succede. Magari riusciamo a farli anche tutti e due stesso stasera, ma vediamo un pochino. Portale attivo. Allora, noi entriamo nel portale. E dobbiamo giocare con lei ai videogiochi almeno una volta. Cambio di versione. Ok. Sì, ma alla fine guarda, perché comunque ci abbiamo fatto un bel po', non è che siamo stati poco su questo gioco. Ci abbiamo fatto comunque 2 live di 2-3 ore buone. Almeno. Quindi già fai conto un 6 ore. Naturalmente, sapendo già quello che dobbiamo fare, andiamo avanti più tranquillamente, quindi dai, una decina di ore. Ci siamo divertiti, è un bel titolo, bei colpi di scena e tutto, con quello che l'abbiamo pagato, ma questi sono i titoli che vogliamo effettivamente. Poi se qualcuno vuole comprare le cose mediocri, faccia pure liberamente, però non cagate il cazzo agli altri. Allora, siamo in cucina. Prendiamo l'anello. Prendi anello? Non prendi anello. Allora, salve. No, sì, diciamo che se si porta un pochino più in giro questo mantra non sarebbe male. Anche perché non è che ognuno può essere libero di rompere i coglioni agli altri in un certo modo, e se a te piacciono cose mediocri devi farmele piacere pure a me. Oh, che bello. Vai, vai, vai. Vai così. Ok. Proprio sempre che io non guardo il forno, così non gli rompi i coglioni. No, no, in questa run noi saremo molto buoni con lei. Proprio tranquillamente. Ci mettiamo. Facciamo tutto quello che vuole. Non ci facciamo domande. Prendi le forbici dal bagno. Mo' c'è il condotto aperto e sgameremo i suoi terribili piani. Noi facciamo finta di niente e andiamo avanti.
Guarda, si è aperto qui. Cosa ci sarà qua No, dietro? no, Ecco, questo è un rompicoglioni, no? Tu sai che ci sarà un problema se guardi qua. Ma noi ci giriamo, Facciamo i cazzini. prendiamo le forbici. Ecco qua. Ciao ciao. A posto. Tanto sappiamo che c'è un problema là dentro. Ci sono dei cadaveri sotto forma di cassette. Però noi ci giriamo e continuiamo per i fatti nostri. Ecco, ciapa. Che cazzo? Ma... Ah, sono le lettere che erano cadute, Sì. ok. Mi sembra un attimo strano. No, lascialo stare stasera, dai, lascialo stare, dai. Solo stasera. Se no Se poi, per caso viene. Non sappiamo se viene. se no poi Gabri ci tocca mettere il time out Gabri. Poi a quel punto bisogna giocare a carte ad armi Anche facili. perché lui c'è ma non c'è. Però c'è. C'è, ma- Poi dice che va a dormire, però poi torna. torna. Quindi, capì? Allora, prendi le forbici. Salsa l'abbiamo presa. Controlliamo un attimo tutto per sicurezza. Non guardare nel forno. E l'abbiamo fatto. Metti a posto le lettere sul congelatore. E l'abbiamo fatto. Non guardare nella ventola in bagno. E non abbiamo E non fatto. l'abbiamo fatto. Prova la salsa. E l'abbiamo fatto. Gioca a un gioco con lei. A posto. Sì, ma loro è una questione di carattere con ste lettere. Allora, mangia. Certo, chiacchierata. Buon appetito. Sì. Sì. Cioè, vogliamo parlare un po' prima di pranzare. Buon appetito. Appetito. Va bene, ecco. A posto. Sì, ci hai messo il succo dell'amore qui dentro. Sì, parla, non ti preoccupare. Io intanto mangio. Ti ascolto, eh. Allora, metti i piatti nel lavandino. Ecco qua. E qui c'era un problema di vista. Mita c'è un problema. Non vedo. Ho perso le lentine. Non ci vedo più. Sì. Cerca di alzarti. Se entra qualche imbecille e dice lo live non si vede bene, gli do un cazzotto in testa. Sempre con affetto, vero? Allora. Ecco, dammi pillolina. Allora, prendi pillole. Mi raccomando, io sono vicino a te, basta. Sì, non abbiamo preso gli occhiali stavolta a lei. Anche perché possiamo dire con certezza che lei non è che sia una brava ragazza, eh. Particolare. Qual è quel termine che state usando spesso per indicare un certo tipo di ragazze? Golbat. No, a parte Golbat. Ah, Non mi viene in mente. Vigliacca. Vigliacca, esatto. Lei è una vigliacca. Lei è una vigliacca. Sì. Sì. Anche perché noi sappiamo che ha una motosega nel forno. Dipende che versione. Bravo, Gabri ha seguito la storia. Infatti sì, ha ragione. Bravo Gabri. Ok, noi stiamo bene, tutto a posto. Ok, le cose si fanno strane, dovrebbe essere il capitolo dove ci fa giocare. Cambiata la cucina. Cambiata la cucina. Passato. Va bene. Va bene, ciao amico. Sì. Posso andare avanti nel frattempo? No. No. Ecco, già ci ha bloccati qua dentro con lei. A posto.
Ti togli dal forno. Ti togli dal forno. Scimo sta cambiando tutto là dietro. Oh, e ti ricordi quei micro scattini che faceva l'altra volta? Ma non li sta facendo. No, no, Posso uscire? no. Grazie. No, sta ancora la carica. Mita? Aspetta, caricando il livello, Mita. Mita, non c'è. Non c'è. Aspetta, vai, fai tu. Si è fatto? Grazie. Dai, giochiamo, dai. Dai. Mi piace come il gioco decide che ti addormenti a casa. Sì, ma siamo nel suo mondo, quindi decide lei tutto. Ok. Possiamo fare il gioco. Questo qua, questo. Sì, vieni. Vieni. No, le carte giochi tu. Vieni qua. Vieni qua, gioca. Allora. È preoccupante il fatto che io ho il DualSense blu. E il pad è blu, quindi sarebbe anche... Sì. Allora. Naturalmente la si ribatte in tutti e due perché... È proprio così. Qui useremo l'antica arte del pugno da sotto. Sì, nel suo mondo, ma tu hai creato il gioco, no? Sì, No. gnagni. Perché se avessimo creato noi il gioco, Dai, vieni. Dai. non dovremmo stupirci di altre versioni di Mita, di come funziona. Però stava facendo vedere durante la sua parte No, c'era qualcosa. che lui comunque stava creando No, qualcosa riguardante Mita. No, comunque abbiamo altri due finali, Sì. Quindi magari altre informazioni sono nelle altre route o negli altri finali. Vieni qua. Vieni qua, sì. Ecco. Dai, Mita, dai. Dai, vieni. Mita? Ok. Siamo potentissimi. A posto. E questo lo abbiamo fatto. Meno. Poi. No, che smettiamo? Aspetta. Ci sono i pinguini tattici nucleari, aspetta. Fammi andare avanti. Sì. Posso fare salto? No. Ecco, un pulsantino veloce per skippare i dialoghi l'avrei messo. Sì. Però va bene anche così. Sono giusto cose che comunque il titolo si rigioca un attimino pure con piacere, quindi non è un problema. Però se ci fosse stata sta cosa... Dai che non ce la puoi mai fare, dai, prendilo tu. Ok. Rimasto uno qua. Oh. Dai, siamo stati pure gentili. Sì, in fronte glielo appizzo il pastello bianco se non mi fa scappare. Che noi comunque alla fine, nonostante abbiamo lottato, ricordiamoci un attimo che nell'altro finale noi siamo rimasti comunque all'interno del gioco, non è che siamo usciti. No, infatti quello era il bedemming. Quindi per il momento ha vinto lei. Dai, prendi. Dai. Allora, anche questo l'abbiamo fatto, quindi noi adesso tornando all'armadio là dobbiamo accettare l'altra opzione. ok, nuovi abiti disponibili. Ok, abbiamo fatto la route, quella bene, quella brava, quella pulita. Dai, vieni. Già sono qua. Mita, un po' di velocità però, dai, Mita, ecco. Allora, vai, prendi carte. Ma stavi alle mie spalle. Ah, vabbè, capirai. Vabbè, fa niente.
Allora, questo giochino era simpatico. E scusa, se uno è il bad ending e l'altro è il good ending, l'altro È il true ending. potrebbe essere il true ending. Sarà probabilmente il vero finale. Sì, schippa, schippa, schippa. Premo tutti, magari c'è e noi non lo sappiamo. Prendi le carte, a posto. Allora, qual è il primo seme? Cuori. Allora, senti, tanto visto che comunque ad un certo punto Questa succederà il casino. Sì, sì, va bene, ci hai fregato. Va bene. Concentrati sulla difesa. Sono belle grandi queste carte comunque. carte enormi. Allora, attacco. 8. Rotti il cazzo. Aspetta. Aspetta, allora facciamo così. Abbassiamolo un pochino così vediamo. Già, ma tu leggi così? Sì. Ok, che così rientrano meglio i messaggi. Io sincero dire che non si nomina Mita invado sul divano perché magari ti fa entrare nel gioco. No, non ti avvicini al divano per il momento. Apri. Ok. Stanno dal divano, dai telefoni. Se ti arriva qualche pubblicità di qualche giochino free to play, evita, non installa niente. Evitiamo e stiamo un attimino tranquilli. Sede da gaming va bene, ti ha chiesto. A me mi fregherebbe solo un titolo se mi succedesse qualcosa del genere. Un titolo della serie Persona. Mi appare Igor qua davanti e dice vuoi entrare nel gioco? Sì. Però ti sto fregando, io ti avviso. Sì, fa. Va. Faccio un paio di evocazioni. Sì, sì. Allora. Ok, questo Persona 5 gratis c'è, Persona 5X. Già c'è, esiste e ci sto giocando, quindi è tutto a posto. Solo che è uscito solo in Cina al momento, quindi no, problema. Allora, dai, dammi la scelta. Ah, VR, Persona 5 VR, Persona in VR. Allora, c'è un problema. Completa la storia principale, noi l'abbiamo fatto perché è segnato così? Se premi è? No. No. Allora oggi dobbiamo fare prima l'altro finale. Quello della cassaforte. Dobbiamo rifare il gioco fino alla No, cassaforte. Giamma, noi in modo qua possiamo. La cassaforte lo otteniamo mo che rifiutiamo. Giusto, quindi lo dobbiamo fare da qua e dobbiamo rifare comunque il gioco. Sì, comunque andava fatto una terza volta, Prima però noi possiamo almeno finirlo vediamo qua. la cassaforte. Ok. Quindi quello è il bad ending. Mo otteniamo il finale normale dalla cassaforte, forse? Che andiamo adesso, andiamo qua. Qua non si apre. Vuoi giocare? Cosa si doveva fare qua? Sai che non mi ricordo. La radio. Eccola qua. Sì, sì, ciao ciao. A posto. Controlla la cucina. Questo VR, ti dico la verità, avevo pensato fosse VR perché nel trailer vedevo apparire le mani così. Ma ti dico la verità che in VR ci avrei giocato molto volentieri. Fatto il cagotto, però. Ok. Salve. Signorina, c'è un problema? No, non c'è problema. Salve. Dai, fammi tutta la parte che mi chiudi in bagno. Mo esce il demone. Oh. Oh no, è dietro, che paura. Oh, non c'è. Sto mettendo paura.
Oh no, si è rotto oh no, tante cose stanno succedendo. Sì, tanta, sto cagando sotto. Mamma mia, Ci stiamo cacando mi sotto. fai uscire. Ho capito. Ma non metterti a tagliare i pomodori con la porta, usa la cucina. Ma buono, ognuno fa le Ho cose a fatto modo tutto suo. il pomodoro per terra. Vabbè, tanto a casa tua, pulisci tu. Cazzi tu. Allora, ci fai scendere giù adesso? Sta di là, zio. Posso andare? No, vuole giocare ancora. Si stava in cucina. Salve. Ma è diventato Animal Crossing? Ah, le gambe qua c'erano, è vero. Signorina, Sono andati di là, ma possiamo andare dove? però le gambe... Mm, no, No. allora nella sua stanza, nel bagno... Mita... Mita, dai. Dai, Mita, dai. Almeno uno, capì? C'è una bella cucina, una bella cosa sistemata, cazzo, mettiti a cucinare di là. Mita, dove sei adesso? Trovami. Eh no, di qua non mi fai passare, ho capito. Eccoti qua. Tesoro, alzati. Dai, dai. Alzati. Ehi, Dai, ehi. Ehi, dobbiamo trovare le gambe di nuovo, ehi. forse. Puttana. Ah, è vero, c'era la versione Forwing. Ma adesso appaiono le gambe. Ecco. Oh, chissà dove andranno mai. Allora, Chi lo sa andiamo come di fa qua. a cambiare realtà. E qui c'è la chiave. E mentre le gambe stanno continuando ad arrivare qua, noi già siamo arrivati alla fine del gioco. Ok. Allora, adesso, se io vado alla cassa e forte, si aprirà. Ma però dobbiamo trovare il Può coso. darsi pure che lo sai in automatico? No, No, non è. aspetta, allora. Muovete solo Gabri e Allora, vedrà. potremmo andare a vedere nella scorsa live e fare prima, però a questo punto, visto che ho la pagina già aperta qui... No, non voglio vedere. No, è cose. Aspetta. Allora, aspetta, facciamo così. Facciamo così, facciamo prima. Facciamo prima. Facciamo prima. Quello là. Allora, 49,70. Ok. A posto. Allora, da notare che dove c'è la parte di testa lunga e c'erano i ragni, ho chiuso gli occhi perché la mia aracnofobia si attiva. No, e là è stato pericoloso per te, Gabri. Quanto ho detto? 49,70. 49,70. Ok. Cosa c'è qua dentro? Ok, è la nostra Ah, visione, questo è sì. l'Intripper. Quella, il computer che aveva utilizzato pure lei alla E mo glielo fine. inculiamo. Ce lo siamo inculati, sì. Quindi se mo togliamo la cassetta... ci siamo fatti male noi perché era la nostra cassetta. Io faccio continua perché faccio Può continua. essere che però non avendo interagito con le tesserine là non sapevamo che cos'erano. Forse dovevamo parlare prima con quell'altra e poi andarla ad aprire. Allora, io faccio continua, voglio vedere da dove mi carica. Ci ricarica È un da po' qua. strano perché non ha sbloccato nemmeno nessun. Cioè, ci ha dato il trofeo della cassaforte, però. C'era pure un altro coso dietro, magari serviva. Riapre 49,70 sempre. Oh, qua, qui. Apri un po'. Anche perché noi il gioco l'abbiamo finito. Abbiamo una live che testimonia la cosa. Cosa di. 17%. Questa è l'assimilazione
che alla fine lei vede che siamo arrivati al 100%, dice ok, ti ho assorbito Ma l'hai completamente. aperta qua, si può chiudere? No, però non è che parlando con Prova a lei... andare un attimo, perché... Salve, tu sei quella buona, ho aperto la cassaforte. È un po' strano. No, c'è qualcosa che non quadra. Mo' vediamo se riusciamo a capirlo da noi. Non penso sia un bug, perché se ti ricordi l'altra volta non ce la faceva proprio provare la cassaforte. No. Ma adesso sa che abbiamo finito il gioco, quindi... Però non dobbiamo togliere direttamente la cassetta, dobbiamo fare qualcosa prima. Sì, c'ho una cosa lì dentro che mi serve. Che... come facciamo? Vedi prima il timer, vedi se è cambiato qualcosa sul cronometro. Sempre 17. Sempre 17. L'emo adesso scendeva qui. Mm. Magari dobbiamo aspettare che arriva qua dietro, vede la cassaforte aperta e flippa in qualche modo? No, vedi. Dammi la chiave. Allora. No. L'unica cosa, c'ha solo un comando su quel computer. Ok. Metti anello. Forse ci serviva l'anello per utilizzarlo. Vediamo. Ok. Signorina? Signorina, aspetti un attimo. Noi per la scienza abbiamo provato delle cose. Io non posso fare niente. Se tolgo questa è game over. Totale, completo e indissolubile. L'altra cosa rimane mo far venire lei allora. Ok, meglio che ci siamo tolti subito il dubbio. Adesso, tanto qua mo subito facciamo. Apri ma la cassaforte. Allora. ...49, 7, 0. Non è possibile che finisce solo a così e ti muori e... No, no, non credo Non può proprio, essere non così. credo proprio, Giamma. Non Cioè, credo è vero proprio. che tu dici stacco la cosa, quella non mi prende, però Anche muori, perché non se vai. pure fosse un bug, no? Sì, no, ma non è un bug. Il fatto che tu riesci a sapere il codice, lo vedi solo alla fine del gioco, Sì. oppure che lo cerchi su internet, diciamo, il gioco sa che tu sai che Sì, no, egli ma sa il che gioco noi l'abbiamo sappiamo. finito, quindi non... Quindi dovrebbe in automatico attivare l'evento per la cosa successiva, ma qua ci abbiamo solo qua e l'unica cosa è quando mo scende lei. Andiamo avanti, vediamo. Se no mettiamo un La attimo con chiave la non c'è già soluzione. là sopra. Aspetta. Però non sa che fa perché Bastardo. no, e non è un oggetto attivo. Che sta. Dai, dai. Se è collegato a qualcosa... Sta A destra di Mita c'è qualcosa. Dove? Ci sono le sue scarpe. un interruttore. A destra così. Ah no, questo qua non È fa la fare luce niente. comunque, mi sa che apri. Trova la chiave accanto al divano. No, ma giustamente ogni interruttore potrebbe essere quello buono. Ogni interruttore è bella, mamma sua. Anche. Prendi la chiave. Fai uscire la linea di dialogo. C'è un PC portatile là dentro che se lo tiro mi ammazza. Come devo risolvere, per favore? Ok, lo stanello. Ok. Cosa facciamo adesso? Vedi quella? Ce ne abbiamo un'altra là dentro. Sì, identica, identica proprio. Ok.
Anche perché di qua c'è un pulsante rosso laterale, a noi no. Se estraggo la cartuccia... Quindi mo se andiamo là ci Perché cambia quello che quello fai. è il nostro portatile, quindi se tu la stacchi tu muori. Ci sta. Quindi ma adesso, visto che sappiamo, non è che vai là e tiri la cassetta come un deficiente. Ok. Aspetta, aspetta, fermati. Ok. Iniziamoci a mettere qua. Ovvio che chiudo l'app e inizio a giocare a Minecraft. Oh. Vedi quando guarda quella ci dobbiamo spostare, eh? No, basta seguire quando l'anello ti dice. No, c'è chiusa! Oggi prova a vedere se si apre. No, allora lo dobbiamo fare dopo. Che cazzo ha fatto all'improvviso? Vai. Suca. 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 Ok, adesso di qua non possiamo tornare. Dobbiamo fare almeno fino alla prossima volta che torniamo giù. Per forza. Minchia. Allora. Oddio come eravamo qua. Allora, di qua. Poi era di là. Scale giù. Di qua. E si dovrebbe spuntare di qua. Ok, ora appare il signor Giovanni. Se tu stai bevi? Ci sta. Ci sta? Ah, grazie. Ti posso skippare a te? Ti skippo? Ti sto skippando? Ti ho skippato. Ok. Qui ci sono i minime. E ne dobbiamo spingere un paio là dentro. Allora. No, vai di qua, vai di qua. Sono due. L'altro dove è andato? Vai di qua, vai, vai, vai. Ok, fatto. Stiamo a fare una speedrun. Ho fatto 1000 sfide dell'arena in Sifu e sono arrivato alla boss rush. Sono pazzi, io non ci ho messo ancora le mani. Ciao, Buonasera Gialluarto. Non ci metto le mani, che se mi prende come mi prese il gioco originale è finito. È fatto. Merci. A Gabri. Allora, questo qua l'altra volta non lo provammo. A questo punto si prova adesso. Space Car. Ok. Space Car sia. Io infatti lo troppo ora gioco... Io quello ancora non l'ho mai provato. E ce l'ho anche, ma proprio non ci ho mai messo le mani sopra. Questo era quello che non avevamo provato. Sì, l'altra volta questo qua no.
Non capisco come faccia a driftare in alcuni momenti. Dai. Dai che ti sperono un po', dai. Non finisce mai? Mi hanno detto che è superiore, quindi voglio giocare il primo. Ci sta, no, zio, zio, la strada. Ok, no, ma dovrebbe essere... Oh, e che Dai. cazzo è finito? No. Madonna mia. Uff. Ma ne sto sentendo pure io parlare un bel po' del secondo, eh. Che sta succedendo? Invasione? Che cazzo? Sconfiggi il boss. Come Ma che... sconfigge il boss? No, non me l'aspettavo questa cosa Pure qua. non pensavo. Va Vabbè. bene. No, no. Come ti attacco? Forse dobbiamo trovare degli oggetti da attacco. Sì, certo, certo, il maestro dei maestri. Sì, 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 certo, certo. Non credo del messo Sì, 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 sì. No, no, ma ti fa. Certo. E che Ehi, devo fare? Ti devo attaccare? ce lo dobbiamo prendere così. Vieni qui. Ah, ok, va bene. Sì, sì, oramai stiamo scendendo sempre più con i giochi, Gabri. Poi inizia a fare un altro minigioco qua dentro e sarà tipo scatole cinesi. No, fermati. No, no, no. Ok, finito? No, le pietre. Oh no. Dai, tu mi assorbi. Va bene, va bene. Oddio, un gioco dentro... Sì, 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 sì. No, fermo, Windows. Windows, che fai? Ok, L'ho preso? sì, Non stavo lo toccando so. assolutamente. Vabbè, Allora, vabbè. attenzione. Ok, meno uno. Dai, lancia l'orbo. Mangia l'alieno, la Dai, sonda. dai. L'ha preso di culo, sì. No, Vai! non me lo Ah, rifare di nuovo perché non so se andrà bene di nuovo. Ok, a posto. Vroom, vroom. Ok. Però questo era una cosa secondaria, capito? Ci dai un premio, qualcosa in denaro? Niente, vabbè. Un coupon per qualcosa? Va bene. No. ti ha fatto il dialogo. Ho capito, però già l'abbiamo fatta questa cosa. Hai parlato di un piano. Tanto i dialoghi già li abbiamo fatti la volta scorsa. Ok.
Fatemi controllare effettivamente se ha tanto senso fare così o se per caso stiamo sbagliando qualcosa. Ok. Vola. Ok. Nera. Ah, ok, aspettate un attimo, fermi, 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 fermi. Allora. Ok. E fino a qua ci siamo. Aspetta che forse possiamo fare... Forse possiamo fare qualcosa. Possiamo velocizzare un pochino il tutto. Allora, se io faccio carica... Capito cosa è successo, Gianmarco? Ovvero? Forse come se non si fosse passati i salvataggi, che io domenica ho formattato il computer. Quindi non c'è, se vai in carica dove puoi caricare i livelli già fatti, Eh. giustamente tu non ti puoi caricare, noi ci dovremmo poter caricare tutto, che già Sì. l'abbiamo fatto. Quindi mo possiamo vedere di risolvere in questo modo qua. Mo risolviamo subito, subito. Ok, ok ragazzi, allora ci potremmo anche rimettere e fare tutto, però perderemo davvero molto tempo. Noi invece facciamo così. Allora. Ah. Ok, io qui ci sono, ma il file è questo qua. Allora, ho trovato proprio il salvataggio, sto tentando solo un attimo di scaricarlo. Ok, allora. Dobbiamo andare in... C'è un attimo sta cosa a volo, scusatemi un attimo. Dobbiamo andare in app data, local. Ok. Eccolo qua. Facciamo così. Ok. Vediamo se la magia ha avuto fortuna oppure no. Visto che lei citta e ci fai i trabocchetti, a questo punto cittiamo pure noi. Ecco, già hai un abitino diverso qui. Allora, quindi se io faccio carica, a posto, Ok. ci abbiamo tutti i punti da cui poter un attimino ricaricare. Quindi l'altro salvataggio di sicuro adesso ci andrà bene. E possiamo fare tutti e due i salvataggi. Allora, quale vuoi vedere per primo? Che a questo punto li possiamo vedere entrambi. Ah, facciamo prima, boh, resta? Vogliamo fare prima resta? Ok, Sì, così. aspetta, fammi vedere se Passando i ho minuti. caricato bene. Ok, comunque è qui.
O c'è proprio un... vabbè, da qua potrebbe andare bene. Aspettate, rimetto la chat. Oi, quello, buonasera. Buonasera. Eccolo, PT, il mio peggior nemico. No, PT era che bello e caro, mannaggia la miseria. Ma è sciolti però. Oddio. Oddio, Odi. non ci confondiamo con le lettere. C'è un vestitino nuovo qui. Tutto bene quello? Senti, posso caricare direttamente a quel punto. Perché voglio sperare che le scelte lui già le abbia fatte per quanto riguarda il forno e le altre cose. Dai, dai gioco, dai. Oh, giornata tranquilla pure per te allora? Sarà bello, ma non per la mia aracnofobia. No, e mo non so, potrebbe uscire pure qualcosa di peggio di quello, Gabri. Già c'erano quegli schifi in giro che si mettevano un poco così. Allora, signorina, lei adesso mi sblocca la porta qui che ce ne andiamo di là per piacere? Va bene. Guarda, se mi dai problemi vado subito al riavvio, eh. Io ti sto avvisando. Ok, hai finito? Hai fatto? Abbastanza bene, dai. Giornata è partita tranquilla, poi si è un attimino distorta ad un certo punto, però poi fortunatamente sembra si sia ripresa. Se riusciamo a vedere almeno uno dei due finali stasera, qui sarebbe una gran bella cosa. Perché non mi sono passato i salvataggi e tutto e che ho detto dai c'è il cloud, dai. Dai, qual è il problema? Allora, facciamo solo uno dei due giochi. Dai, gioca a questo. No, niente, manco Spider-Man, niente. Niente, Gabri. Dai, vieni qua. Ecco. Ragazzi, come sempre, contenuti di qualità. Due buste di latte che si picchiano in un frigorifero. Tanto stai giù e attacchi e vinci tranquillamente. Sì, mi fa un pochettino riflettere il fatto che abbia il pad dello stesso colore che ho io qua, quindi fortunatamente nel mio frigorifero al momento tutto bene. Dai Mita, Mita dai. Ah. Ok. Dai, possiamo andare? Va bene. Ho sbloccato adesso l'obiettivo, ma io già l'avevo fatta prima questo. Va bene. Non so perché non l'abbiamo sbloccato l'altra volta. Contenuti di qualità, si vede contenuti perché sanno ciò. Anche un free. Sì, c'è un attimo qualche problemino, Gabri. Io ma adesso vado qua, prendo le carte. Le metto qua. Tiro 2-3 carte alla random così, giusto per fare andare avanti il tutto. Ma voglio sperare che lì ci dice guarda è passato il gioco, il tutto fatto correttamente, se no do una botta dietro il cranio. Sì, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Ma pesca la tua carta, Vai. Sakura. Allora. E c'è sempre una bella mano tu. Tutto a posto. Allora, tu c'hai Qual è il 10 tuo epiteto? e io ti lancio il 10. È lo stesso valore. No, con affetto Una difesa allora. sulla difesa tu c'hai un 10.
E io metto un 10. Forza. È un pareggio. Mita capita. Salute? Cosa butti? Un 10. Ok. E noi buttiamo un 10. E io ti butto il 10. Posto. Mi muovi qualcosa nell'armadio per piacere? Difesa. E non ce l'ho la difesa. Mannaggia la miseria. No, non so lei. Beh, ti butto questo. Poi c'ha tutti 10 lei, che cazzo. Ma lei si fa le regole da sola, è normale. Non è giusto. C'ha 6. Ecco, No, è un problema, Mita, c'è un problema, eh. Mita, tu hai dei problemi. No, quello non possiamo dare un ceffone in amicizia. Non... No, il problema è che se pure le proviamo a dare un ceffone, Sì, no, tira ma fuori ci la distrugge, motosega, sì, quindi sì. c'è un problema. Ci massacra di botte. Quindi non fa niente che siamo in un videogioco, sei entrato in una realtà alternativa. No, il problema è che c'è un rumore dall'armadio, giusto? Fai bene a preoccuparti. Allora, adesso è il momento della verità. Mita, scegli bene. Il problema è che c'è una motosega, ce n'è pure una giù in ripostiglio, eh. Mi raccomando, quindi Ma il problema poi c'ha non coltelli, si teletrasporta, non fa ti tante serve la varie cose un motosega. pochettino preoccupanti lei. Allora, adesso mi dà il menu, mi dà la scelta a destra. Io mi sto per cazzare perché te li dovresti prendere in automatico, te li dovresti prendere, invece no. Quindi, secondo tentativo fallito, però a questo punto se io vado... Voglio morire. Fatemi esplodere con un pezzo Calma di nave. Gianmarco, Ah! calma, facciamo velocemente, aspetta. Infatti che poi viene anche consigliato di fare prima il secondo. Nel capitolo riavvio, reboot. Gli diamo un bel ceffone, neanche tanto dolce, proprio Modalità pacifica. sì, è un'altra modalità che si sblocca. Questo dopo, prima dobbiamo fare i finali. Dobbiamo fare prima i finali. Peaceful run, senza Allora, omicidio. riavvio. Allora, Gianmarco, siamo in due, no? Dici tu fai reboot. Quando segui Kind Mita sopra, quando vieni sopra andiamo, ti salvo. No, tu manna a fanculo. Vai vicino alla cassaforte, metti il codice e prendi il coso da là dentro. Quindi dovrebbe essere facile. Ma allora, rimetto la chat. Quindi comunque non era il punto là, dove stavamo prima. No, quello era perché avendo preso il salvataggio questo qui Sì. già con tutto completo eccetera eccetera per poter avere il check sul gioco completo, ho detto vabbè saltando i capitoli dovrei arrivare a quel punto con le altre scelte già fatte, invece vanno fatte dall'inizio. Allora, sì, sì, apri subito, subito. Vai, vai. Sì, apri, vai, vai, vai. Suca, suca. Allora. Allora aspetta un Ok. momento. Allora, 49 70. Domanda intelligente, perché all'inizio non apriamo a Mita ma gli diamo le chiavi? Perché lei non voleva uscire in quel momento, Perché c'era esce la dopo. pazza che stava un attimino girando. Ok, 98%. Mo, se io prendo sto computer adesso e non fa niente, Mo' il 98 però, già è diverso. allora, io prendo,
io mi sto per incazzare un attimo perché Gianmarco, aspetta un secondo. Aspetta, Gianmarco, scusami tanto. Scusami, aspetta. Allora, o sono io imbecille e questa potrebbe essere una delle opzioni, però, ma te lo metto grande pure a te. Va bene. Allora. Ah no, era questo il finale. Era questo. Era questo. Era questo. Era questo. Mamma mia. È un finale migliore perché tu giustamente ti ammazzi e quindi non ti fai prendere da mita. Quindi ce l'avevamo vista prima. Va bene, ragazzi. Colpo di scena. Ah, questo era il dubbio, sai, vabbè. Colpo di scena. Vabbè, però. Dai. E l'altro mo, come cazzo? Mo per l'altro dobbiamo fare una cosa tanto semplice quanto una rottura di coglioni. Allora. Dobbiamo rifare il gioco dall'inizio fino a quel punto, in modo dovremmo avere tutto però. Mo ci abbiamo tutto. Allora, giorno 1. Aspetta, noi mo subito facciamo. Allora, dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto a inizio live. Su 20 minuti. 20 minuti, ragazzi. Ce la possiamo fare. Teniamo duro. Tanto su 35 siamo pure in orario, quindi. Dai. Dai, ragazzi. No. Allora. Nuovo messaggio. Facendo la speedrun, davvero. Te l'ho detto che finiva come Amanda. Abbiamo girato per 2 giorni e si era buggato una cosa. Te l'ho detto. Già fatto il finale. Te l'ho detto. No, no. Vabbè. Anche perché pure la guida qua dice vai proprio a quel capitolo. Fallo là, subito fai. Ho capito, ma l'abbiamo fatto pure in un altro modo, quindi. Allora, mettiamo di nuovo a posto qui. Ecco qua, ecco qua. Poi c'è questo qua. Mita skipperò tutto come la morte, sappilo. Allora. Fa male lo stomaco, c'ho fame. Va bene, cuciniamo, compriamo gli ingredienti. Cibo. Allora, carotine. Carotine. Vai, carotine. Carotine, tagliatevi. Ok, patata. Sto diventando esperto. Sì. Questa cosa è preoccupante. Allora, tenna portatile, quindi minigiochi. Uccidiamo altri ragazzi nel frattempo. Ok. Ho fatto uno. Ok, in una catena di montaggio posso andare a lavorare, secondo me. È diventato abbastanza abile. Ok, dobbiamo fare questo. Ok. Va bene, ti compro la televisione portatile. Ciap. Prendi. Allora. Perso la spazzola, va bene. E non guardare nel forno. E noi non guardiamo nel forno. Ok. Magia. Olè. Guarda un po' tu. Fatto. Oh, è sempre nello stesso posto, eh. Spostiamo l'armadio mistico. Eccolo qua. Prego. Prenditi un regalino. Non è PT. Dopo viene la parte più PT.
questo non è scritto. Gianmarco? È qua. Ciao. È qua. Aspetta. Impostazioni di gioco. No, non c'è niente, salto, eccetera, eccetera. Vabbè. Pensavo si potessero velocizzare i dialoghi in qualche modo. Allora. Che sorpresa, siamo nel videogioco, ma non l'avrei mai detto. Wow. Oh no, devo andare di qua. Poi facciamo. Si è girato da solo, va bene. Andiamo questo. Prendiamo questo qua. Prendiamo cucchiaio. Torniamo subito indietro, subito. Sì. Ok, 1, 2, 3. Attiva pulsante. Attiva qua. Vai, pronti. Ok, è il primo check. Vi do le prime impressioni su Kingdom Come Deliverance. Gameplay ancora devo capirlo, ma per il resto mi piace molto l'atmosfera e sembra avere una bella narrativa. Ok, buono, buono. La narrativa è quella che ci interessa nei giochi. È buio qua dentro. Ah no, ma devo riattivare prima il quadro qua. Io mi sembra ce l'ho su Steam il primo, non mi vorrei sbagliare. Ok, torna corrente. Una volta tornata corrente servono le batterie. Batteria dal bagno. Oh, che paura, mi hanno chiuso nel bagno. Non devo aspettare che si apre il cassetto qua. Ecco. E si prende la batteria. Poi Io il primo l'ho gratis Epic Game Store che l'ho regalato. io ho preso tanti di quei titoli in regalo che mi dimentico effettivamente è quello che ho ad un certo punto. Dai, è nel frigo. Oh. Ah, ok, prima bisogna prendere questo qua. Così si cambia. Ok. Allora. Uno era nel bagno, uno era qui, uno stava nel soggiorno e l'altro nel frigorifero di là. Ok. Così ce li abbiamo tutti e quattro. Allora, aspetta che mi sono perso un messaggio. E io pure troppi, ma prima tempo giocherò quasi tutti. Ma difatti io pure il titolo che abbiamo portato ieri, che è stato molto simpatico, io l'ho preso dall'Humble Bundle qualche mesetto fa e non l'avevo mai toccato. Ma effettivamente ci sono molti titoli carucci in giro su cui spero comunque prima o poi di riuscire a mettere le manacce sopra. Infatti faccio accumulare per mesi i giochi dell'Humble Bundle, poi mi scoccio un giorno e vado a vedere tutto quello che mi hanno dato e mi ritrovo giochi con cui ci perdo le ore. Ok, portale 2. Portale? Ok. Le lettere non era adesso le lettere dal frigorifero. Ricordo. Non erano a terra. Non ricordo. No, non so, le lettere erano sul frigorifero, non sono cadute questa volta. Ok. Ok, oh ciao Mita, da quanto tempo non ci vediamo? Si fu pure lo sbloccai anche io sull'Epic Store.
Aspetta però, ma non c'è... Non si è messa la vocina quella là... Mica parlava così l'altra volta, non aveva la voce da ragazza normale, eccetera, eccetera, nei dialoghi. Non mi ricordo più. No, c'ho dei dubbi. Oh, ciao Smolder. Oi, Smolder! Bonsoir! Allora. Ah, ok, non ho domande, non ci interessa. Allora. Le lettere stanno ancora qua. Questa è una cosa importante. Questi devono stare qua. Se cadono, subito. No, Mita, ho sbagliato. Ho sbagliato. Non ti dovevo fare sta domanda. Mita, ce ne andiamo. Ok. Allora, noi che dobbiamo fare? Vai in cucina. Dai, Mita. Mandami a prendere le forbici. Vabbè. Aspetta, aspetta. Mm. Mita, sei un po' confusa questa sera, eh? Siamo in cucina. Cosa hai fatto qua fece il fatto l'altra volta che ci Ah, aspetta, dietro. dobbiamo esaminare prima l'anello. Eh. E allora? No, allora non si può vedere che fa. E allora? L'avevo scriptato. Che ci fa? No, non sta bene, Mita. Allora, Mita, cuciniamo. Sì, 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 sì. Carote. 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 Solo Prendi carote. coltello. Prendi coltello, dai. Dai. Prendi coltello. Allora. Carota. Tagliamo in fettine molto sottili. Cookie mama. Sì, però prendi un po' la misura, però poi ecco, riesci a tagliare. Allora. Prendi le forbici subito. Noi andiamo nel bagno. Andiamo in fondo. Ancora più in fondo. Oh, ma tu guarda. No. Ci sarà qualcosa lì dietro. A noi non ci interessa. Non ci interessa proprio nulla. Stesso ragionamento di prima. Ci voltiamo e ce ne andiamo senza pensare a niente. Mo adesso sei a tavola. Prendi la salsa. Mettiamo un po' di salsa dell'amore. Ecco, dai. Allora, prenditi le forbici. Guarda, vigliacca. Allora, mo adesso esattamente come prima, siamo a tavola, c'è del cibo, E stai si è per creata essere la giusta atmosfera. Che ne dici di una chiacchierata? No, buon appetito. Prima di iniziare a mangiare? Buon appetito. Buon appetito. Basta. Basta, abbiamo fatto tutte le domande in tempi non sospetti. Allora. Sì, abbiamo fatto tutto. Dai, alzati in piedi. No, cadono le lettere là. Età. Che sta? Oh no, Mita, non ci sentiamo bene. No, bene, qual è la prima domanda? No, no, già sappiamo che sei pazza e ci vuoi uccidere prendendoti la nostra coscienza, quindi non perdi completamente la mia attenzione. Cioè, non ho più voglia di farti domande a questo punto. Ok. Quindi in bagno. Dai. Ok. Io ho ancora una piccola paura.
No, io no. C'ho ancora una piccola paura su una cosicina. Sono arrabbiato. Una è piccola. Uno e primo. Qual è la prima domanda? Perché una motosega nel forno? La prima domanda è: perché non ti sei passato il salvataggio col cloud e abbiamo perso 20 minuti all'inizio? Perché sei guldo. Cazzo, sono andato sicuro che c'era la copia in cloud dei salvataggi, però perché mi sembrava strano che non mi desse delle cose da New Game Plus, visto che già le avevamo fatte. In effetti. Però vabbè, fa tutto parte della diretta, quindi. Tanto ve lo diciamo sempre, se volete il canale perfetto, tranquillo, sereno, senza bug, senza problemi, senza bene? casini, No. dove va tutto bene, ragazzi, cambiate canale, perché qua No. i bug e i problemi sono all'ordine del pomeriggio. Che siamo terroni, la mattina dormiamo e non facciamo un caso. Magari. Quindi. Sarà giù pure terrone, ma è già faticato. Quello purtroppo sì, pure io. Allora, le lettere, queste qua, guarda, stanno qui, eh. Ok. Dai, dobbiamo fare solo una partita ad un gioco, dai. Dai. Ah, beh, però ci siamo comunque fatti 2 risate, quindi va bene così. Siamo ancora in orario, siamo ancora in tempo, quindi. Sono 51, no, vabbè, penso che ce la facciamo. Al limite, se non ci dà l'ok e vediamo che ci vuole troppo tempo, riusciamo ad andare al capitolo per fare solo quella cosa e torniamo un attimo indietro. Anche perché poi un altro orrorino, qualcosa del genere, per quello dobbiamo aspettare di sicuro il 30 quando esce Poppy. E lì saranno brutte cose. Poppy Play. Problemi grossi. Ok. Dobbiamo rigiocare per forza alla console per sicurezza. Sì, vai. Vieni qui. Ma giusto per bilanciare, Gabri. C'è un po' di divertimento e un po' di incazzatura. Allora. Facciamo solo questo a destra che è più veloce. Sì, passa tutto. Guarda, ti farei vincere una volta. Giusto per vedere cosa mi dici. E la prima è fatta. Un DLC lo prenderei con tanto piacere, subito. Ah, Suka. E questo è fatto. Poi. No, basta. Abbiamo fatto. Smettiscila. Ok. Adesso andiamo a giocare a carte. Sì.
Mita, siamo qui. Mita, Mita, muoviti. Mita, per piacere. Ok, grazie Mita. Allora, Marco, mi raccomando, qualunque cosa succeda, con calma e con tranquillità. Va bene, va bene. Hai una buona mano? Ma guarda, non l'avrei mai detto. Va bene. Allora, giochi un 6. Tu gioca a mago Suca. vero. Suca. Ok, sulla difesa quanto lanci? 10 perché giustamente mi sembra giusto. Dai, su questo qua. Forrazza 10. Secondo me si è sbagliato a lanciare la prima carta. Può essere. O lanci il 10. Minchia, a noi poi sono uscite tutte basse tra l'altro. Vabbè. Fantastico, smettiscila. Sì, ma ci sta, perché, cioè, ecco. Mica sappiamo che c'hai un problema lì dentro. Ora noi dovremmo andare semplicemente là vicino, aprire e selezionare l'opzione di destra. Sì. Sì. Abbiamo fatto tutto. Spramma Dio. Io ho sempre quel dubbio, però vado avanti sempre. No, c'ho quel piccolo dubbio, c'ho. Allora. Ma adesso andiamo qua. Benissimo. E fino a qua ci siamo. Ok. Apri l'armadio. Dai. Dai, Mita. Dai, guarda, tolgo pure le mani dal mouse. Allora, già guardo di qua. Dai. 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 Io te l'avevo detto che c'avevo un dubbio. Non mi ricordo quando. Io te l'ho detto. Aspetta, vediamo qual è il capitolo. A questo punto penso che basti fare solo quello là. Io lo sapevo. Perché mo ce lo dice qui sotto qua? Allora. Allora. Sono dentro ad un gioco? Allora. Oi Gabri, buonanotte. Buonanotte, bello. Comunque oggi ho avuto un attacco di panico per via dell'overthinking. E perché? Che stava a pensare già là? Che è successo? Questo c'è. Voce. Ah, ecco, io ricordavo bene allora. Ok. Quindi se noi facciamo carica. Dice qui. Quindi questo qua lo dobbiamo fare per forza. No, ma difatti quando sono momenti così che il cervello pensa troppo, capita pure a me, conviene giocare e rilassarsi nel modo in cui si reputa un attimino meglio, mettiamola così. Quindi hai fatto benissimo a staccarti se volevi rilassarti in un altro modo. L'importante è che Kingdom Come ti ha dato il rilassamento che cercavi, quella è la cosa importante. Sto fiocco una volta si carica di qua, una volta di là. Allora, poi era matita e la cosa di là. Andiamo a prendere prima il cucchiaio, che non c'è. Ok, gli oggetti cambiano di posto?
Mm. Quindi mo matita che prima era qua sopra. Oh no, dove sei finita adesso? Sarà di qua? No, queste non gli piacciono. Non voglio credere che non si è caricato l'oggetto, dai. Me lo sta dando per fortuna, lo sto apprezzando come gioco al momento. E allora va benissimo così. I tipici timori del futuro, i sogni, questo mi ha causato l'overthinking estremo. Conviene e comunque utile farsi un punto pure per il futuro, anche perché se hai intenzione di fare determinate cose devi capire da che base potresti partire e come ti puoi muovere, quindi conviene darti un freno su certe cose per quelle che sono le tue reali possibilità e poi non pensare troppo, che molte volte si perde più tempo a pensare che a fare le cose, passano i giorni, passa il tempo che butti soltanto pensando e poi cazzi, come diceva il saggio. Guarda, hai avuto la mia stessa idea, pure io un paio di mesi fa ne parlai con i miei amici e un paio di persone che comunque frequentano il canale, anche perché effettivamente ce ne sarebbe bisogno di qualcosa di nuovo anche in quel senso lì. Io non trovo la matita, penna o quello che sia. Dove cazzaro è andata a finire? Stava già qua sopra. Ok. Pulsante. Interruttore. Teletrasporto. Capiamo soltanto di preciso quando. No, di qua non me lo dice, ok. Allora, datemi solo un aiuto se ricordatemi ogni tanto di controllare il frigorifero, ma penso che dovrebbe essere la scena successiva. Fa benissimo sempre pensare, perché ti ho detto, non è che su alcune cose si possa andare a spada tratta senza un attimino aver capito cosa si sta cercando di fare, però è pure vero che se perdi troppo tempo a pensarci su e poi alla fine, come diciamo a Napoli, non accucchi niente, cioè non ti ritrovi niente di concreto tra le mani e la priorità dovrebbe essere comunque quella. No. Potete cadere per piacere, non cadono. Allora, questo punto, batterie, bagno. Oh no, mi hanno chiuso dentro, che paura. Oh, si è aperto un cassetto. Vediamo un attimo. Ok. La la la, la la la. Andiamo di qua. Ah, è uscito qualcosa qua dietro, vabbè. Voi potete cadere, per favore? Un altro qua. Allora. Ok. Manca proprio quello nel frigorifero, quindi dovrebbero cadere adesso. Il mio problema è che mi sono ripromesso di fare tutto questo in questo 2025. Questa è la versione migliore di me, ma la versione migliore di se stessi la si raggiunge con calma. Esatto. Gianluardo, ricordamelo perché ho una memoria di merda. Quanti anni c'hai? Chiudi, chiudi, cadi. Ok, a posto. Ora, però io non so se mi teletrasporto di nuovo là. Appunto, non... Quindi, visto che comunque la scena successiva io non faccio salti, non faccio niente, vado semplicemente qui.
Sono del 98 e dai, c'hai ancora un bel po' di tempo comunque per fare le tue cose. C'hai la stessa età grosso modo di Gianmarco. Spero tu non sia testa di cazzo così. Però questa vabbè, è una questione secondaria, questa qua. Sono features uniche. Allora, c'hai questa idea di voler fare questa cosa. Se trovi il modo, secondo le tue forze, secondo le tue possibilità, di farla, puoi pensare di fare questo. Altrimenti, semplicemente trovati un lavoretto o qualcosa che ti aiuta comunque per la tua vita di tutti i giorni, tenendo sempre d'occhio questo obiettivo qua, cercando in qualche modo di farlo non come vorresti, ma nel modo in cui sei costretto a farlo mancandoti i fondi, però per come piacerebbe a te. Cioè puoi anche iniziare a fare piccole cose tramite qualche social, qualche post, qualcosina e vedere come va. Inizi a lavorare su quello per poi capire dove andare a migliorarti, eccetera, eccetera. Stavolta ti abbiamo fregato. No, e di che, non ti preoccupare, anche perché si vede che sei comunque una persona che ragiona e con cui si può ragionare, quindi avendo anche io in testa una cosa del genere e lavoricchiando un po' su alcune cose, ho trovato questo sistema per me funzionare, ottenendo anche dei piccoli risultati, quindi conviene provare a fare le cose in modo diverso se vedi che farle come le stai facendo comunque ti crea troppi pensieri e poi ti stanchi mentalmente. Anche perché le possibilità ci sono, quindi soprattutto adesso che il settore sta subendo un brutto colpo con tutto quello che sta succedendo. Allora, giochi non ci interessano, cose non ci interessano. Andiamo in cucina, esaminiamo l'anello e tu appari dietro. Vieni qua, cuciniamo. Già sono qui, non mi muovo da qui. Io già scrivo su un medium, ho ricevuto complimenti da alcune persone da Sabah. Allora, minchia, hai detto niente. Quindi comunque hai delle conferme che quello che a te piace fare, ci sono alcune persone a cui piace. Non piacerà a tutti perché soprattutto nell'ultimo periodo io oggi ho finito di fare discussione con una persona proprio su queste cose qua. Che molti pretendono di parlare di videogiochi o in generale di parlare con gli altri semplicemente obbligandoti e imponendoti il loro punto di vista, quando in un dialogo, in una discussione non dovrebbero esserci queste cose qui. Quindi se già ti hanno fatto i complimenti, già questo è una cosa che dovrebbe renderti fiero. Qui c'è botola, ma a noi frega cazzi. Forbici. Gli oggetti stanno cambiando posto. Piccione schittone. Minchia, che bel nickname. Più vorrei aggiungere che è una famiglia non supportiva. Ma tu, guarda, la famiglia deve essere presente nella tua vita, non è che deve supportarti in un certo modo. Più che altro dovete essere uniti sulle cose base, ma poi tu, visto che non è che stai proponendo di far fuori tutta l'umanità, non penso che vedendoti stare bene, facendo quello che a te piace, se riesci a farlo in un certo modo e a portare anche comunque qualcosa che ti aiutino a vivere meglio, penso che capiranno e saranno felici per te, alla fine è quello che conta. Mannaggia, la sindrome dell'impostore, lo so che dovrei essere fiero di me stesso. Io ci ho convissuto una vita intera, guarda. No, ma neanche tipo Thanos, lascia fare. Troppo il 50% è casuale, quindi capi, si potrebbe fare qualche problema. Allora, noi ci alziamo. Posiamo il piatto. Non mi sento bene.
Andiamo di qua. Mita, stiamo cadendo per la quinta volta. Ci dai le pastiglie. Daccele direttamente qua. Ci fa andare fino in basso. No, vai tranquillo. Quando sono ste cose, a me, soprattutto quando venite in live, potete parlare di tutto in qualunque momento. Quando sono momenti di gioco così tranquilli e cose che già abbiamo fatto. Quindi mandate proprio tranquilli. Io volevo pure organizzare qualche live, pure soltanto per parlare, pure perché a volte, diciamo, togliersi un po' di marcio da dentro non è che faccia del male, anzi. Infatti stavo pensando di rifare la fascia pomeridiana con le live per quanto possibile e vede di fare qualcosina pure di un pochino tranquillo e del genere, proprio per riuscire anche a scambiare due chiacchiere. Prendi pillole, dai. Ok. Cucina, videogioco, carte. Fatto. Sì. Fatto. Fatto. Ah, Sì, 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 è Fabio che si è collegato. Vabbè. Vai, vai, tranquillo. Tranquilli, Gialloardo, vai tranquillo. Fai come ti rilassa di più. Io do un avviso in live quando si sta arrivando al punto quello là che ci interessa. Chi vuole guardare se lo guarda in diretta, se no ve lo potete pure recuperare. Se le nostre voci vi fanno compagnia, avete qualche problema, andate dal medico. E tutto a posto. sempre. Ancora Anche perché con sta voce che ho in questi giorni, madonna mia. E allora, andiamo in cucina, cambiata la stanza. Mita, andiamo? Mita, andiamo. Fai caricare tutto, dai. Dai, Mita. Dai, Mita. Mita. Mita, vai. Mita. Mita, apri la porta. Mita, Mita, vieni avanti. Vieni. Guarda, guarda dove sto. Dai, Mita, dai. Possiamo andare? Ok. Oh no, non si è caricato. Ok, caricato. Videogioco. Ok. Ok, 012, siamo ancora un attimo in orario. Dai. Allora. Gioca un videogioco. E prima qui sotto ce le diceva, ma va bene. Allora. Rifacciamo sempre questo qua. Due, uno, via. No, prendi il ponte che abbiamo un problema. Ok. E il primo è fatto. Io che leggo Sabaku e mi si illuminano gli occhi. Ma questo stage è nuovo, non l'abbiamo mai fatto. Eh sì, questo non c'era uscito, mi sa. Qualcosa di nuovo. Parità. Parità. Infatti io e Gianmarco ancora non riusciamo a renderci conto delle cose accadute, quindi ce lo chiediamo ogni tanto durante le giornate. Ma è successa veramente quella cosa?
O l'abbiamo vista da qualcun altro e non ci abbiamo fatto... No, invece sì. Questa è la volta buona. Questa è la volta. Anche perché come si gioca, ti prego. comunque anche Gianluardo è arrivato dal raid di Michele, quindi cerchiamo di fare bella figura un attimo pure. Dai, dai Mita, dai. Dai. Allora. E tu giochi il 5, ok. E io vaffanculo gioco il 6. A posto. No, già lo altro, così ci fai arrossire a noi se poi ci fai un complimento che tu ringrazi che noi dobbiamo ringraziare noi a Michele. Ma che stai scherzando? Ma non scherziamo proprio su queste cose. Vi tengo d'occhio. Un occhio buono, un occhio buono. Poi se per caso qualcuno chiede, tu dai un giudizio, un parere sincero. Pure che vuoi di quei due sono a merda, tu però se lo senti, dillo tranquillamente. Ora, non dire che siamo delle merde, però hai capito, giusto per... Ok, scusa, puoi andare all'armadio per piacere? Non voglio vedere più queste carte per un sacco di tempo. Dai. Dai, c'hai i mostri nell'armadio, dai, per piacere. Oh, ecco. Gianmarco, il momento è giunto. Vai. Vai così. Che poi ho mandato una foto ad uno dei miei migliori amici, che anche lui adora Michele, e quando ha visto lo screenshot gli è venuto un attimo un attacco, mi ha mandato un elenco di testo che secondo me si stava sentendo male lui per me ad un certo punto. Dai, tu ci devi dare il menù qua. Mita, solo questo devi fare stasera. Dai, dacci il menù, dai. Dai, Mita. Mita, dacci il menù. Mita. Ciao, Poppy. Ciao amico, mi bello. Ma non abbiamo guardato nel forno! Non abbiamo guardato nel forno! Non ho guardato nel forno, Gianmarco! Non ho guardato nel forno! Non ho guardato nel forno! Sono stanco. Abbiamo rifatto tutto dall'inizio! Non ho guardato nel forno! Ma perché? Perché Pippo Baudo, protettore di Sanremo, non ci aiuti tu? Perché? Ma non abbiamo guardato nel forno! Che vita grama! Mi sono sentito male anch'io, ma sono rimasto insieme. No, è stata tutta una serie di silenzi e di sbiancamenti così. Pippo Baudo è il mio portafortuna. Io per tutte le cose ce l'ho sempre in mente. Sono molte le live dove un nemico all'improvviso mi appare davanti e lo chiamo Pippo Baudo. E non so perché. Non so, mi è simpatico come no. Non so, mi piace Pippo Baudo. Perché io non ho visto nel forno, Mita. Mita, non mi guardare così. Vediamo se ce la fa. Ti concedo un ultimo tentativo, Mita. L'ultimo. L'ultimo. Allora, Mita. Allora, quindi. Se adesso faccio nuovo gioco. Io non vorrei che nel salvataggio c'erano tutti gli step
fatti in un certo modo e quindi tutto a posto. Il piano mo sarebbe facile facile. Si arriva al punto dove c'è il forno, si passa quel capitolo, si carica il capitolo dove dobbiamo andare di nuovo al carissimo armadio. Dovrebbe avere in memoria nel salvataggio già tutti gli altri step passati, quindi dovrebbe andare. Comunque ho sentito cose molto positive sul nuovo Dynasty Warriors, lo voglio giocare prima o poi. Quello classico, diciamo, Dynasty Warrior, ho giocato più quelli vecchi. Il nuovo mi ha dato pure a me una bella impressione e una prova gliela vorrei dare, dico la verità. Più che altro io, quelli dove ho perso un bel po' di tempo sono quelli su One Piece. Botte. Per me, se metti One Piece, a me fa sempre piacere, quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole. Poi sembra effettivamente rinnovare un pochino la formula classica, mettiamola così. No, penso che uno nuovo, anche con gli ultimi archi e quanto accaduto, ci starebbe un pochino. Allora, compra gli ingredienti. Cibo. Dai, dai. Cuciniamo. Dai, con i Miracle Blade, taglia sta roba. Ok. Vediamo se facendo il cambio del capitolo così riusciamo a farlo subito, se no limite pure nei prossimi giorni per portare il tutto al termine. Tanto abbiamo capito come muoverci. Lo rimettiamo dall'inizio, ci rifacciamo i primi 20 minuti così e via. Tanto qualcosa di nuovo qua stasera l'abbiamo visto. Il nuovo vestito di Mita. Allora. Ok, fatto. Un altro. Addirittura uno che si chiama Pregianza, che di solito l'ho amato. Ma sottotitoli simpatici, soprattutto per chi è appassionato di One Piece, anche perché vedere tutte quelle saghe fatte in un certo modo, oh cazzo, comunque per me è divertente. Giustamente vorremmo tutti un gioco che parta dall'inizio e faccia davvero tutta la storia con un titolo action e fatto a modo, ma quello penso che è una cosa che si vedrà. Guarda, ti do il predict. Quando finirà One Piece, aspetta. Io spero non tantissimo. Però fai minimo 1 o 2 anni. Una serie di giochi action o action RPG dove prendono proprio tutta la storia di One Piece e viene passata per bene, prima o poi usciranno. No, no. Io per un periodo ho lasciato. Esattamente. L'ultima volta che ho fatto il distacco grosso è stato all'inizio di Wano. Che l'inizio era un po' troppo lento e non ce la facevo. Sono stato fermo fino a quando mi sono giunte voci di questo Gear 5, mettiamola così, quindi ho ripreso tutto One Piece e da quel momento ho continuato senza problemi. Diciamo è stato per me uno scoglio bello grosso. Diciamo che mo adesso finalmente stanno iniziando un attimino ad arrivare qualche risposta, finalmente. Poi io da una risposta e ci mette altre 850 domande vicino, però va bene anche così. Ah, ma se clicchi su di lei fai i cuoricini. Va bene. Allora. Capitolo salvato.
e fino a qua ci siamo. Quindi siamo torno al menu principale. E per caso, ma proprio per caso, faccio carica e vado nel menu le cose si fanno strane. Noi dovremmo trovarci già nella scena del bagno. Quindi indietro, videogioco, carte, armadio, finale. Allora, tu spiegami che cambia tutto, eccetera, eccetera. Noi già ci mettiamo vicino alla porta. Allora, io se vuoi posso darti un consiglio per seguirlo più facilmente. Se cerchi su Google One Pace, proprio pace nel vero senso della parola, ti troverai dei ragazzi che hanno fatto il seguente lavoro di rifinitura artistico-ricreativa, mettiamola così. Prendi un bel blocchettone di One Piece dell'anime, tagliaci tutti i filler, tutte le parti inutili, tutte quelle cose messe solo per allungare un pochino le puntate, eccetera, eccetera. Ti vedi solo quello che serve, risparmi molto tempo e si riesce a vedere molto più velocemente. Difatti noi già lo facevamo con le ultime puntate che uscivano in simulcast con una settimana di ritardo, se non mi sbaglio, su Netflix. Era una cosa che volevo rifare pure io dall'inizio, quindi limite stavo pensando pure di mettere qualcosa del genere dove comunque cerchiamo di seguircele tutti quanti insieme, anche perché per farti un esempio, prima puntata, seconda puntata, ok, però tipo già dalla seconda, terza puntata di come hanno fatto ste persone, tipo c'è dalla terza alla nona puntata dell'anime originale tutto racchiuso in una semplice e tascabile puntata, quindi tu ti metti lì e ti vedi solo quello che serve. Beastars me l'hanno consigliato ma non l'ho visto ancora. Io avevo iniziato ultimamente My Hero Academia, solo che poi non sono riuscito più a completarlo. Infatti appena ritrovo un attimino il tempo, dai, non ce la puoi mai fare. L'incipit di trama qual è? Ricordamelo un attimo se è possibile. Il problema è che mi leggo così tante cose in giro, no? Oramai si stanno iniziando a confondere i personaggi e le trame. Vabbè, parità. Lo stile lo adoro, sta cosa degli animali antropomorfi è figa. Ok, quindi è quello là che sa. Ok. Allora, Gianmarco. Gianmarco. Multiverso. Quindi, adesso andiamo qui. Giochiamo a carte. Le butto a cazzo. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa niente. Diciamo che a quanto pare c'è un male che controlla il protagonista lupo che rischia di perdere il controllo e diventare aggressivo. E no, penso che c'è un lupo dalle sembianze umane, c'è un problema se diventa aggressivo. Dai, dai. Guarda, non vedo neanche. Sì, 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 vai, vai. Tieni. Ho anche vinto, che culo. A caso. Il mio tono. Vabbè, hai vinto tu. Non è che se finisco le carte mi sblocca un obiettivo? Non penso.
Dai, 2-2 parità. Finito la seconda puntata ieri, quindi non so cosa accade poi. Ah, sei proprio all'inizio. Allora, Mita, tu ci vuoi mettere 2 strade davanti, pure io te ne metto 2 adesso. O mi fai l'ok per il nuovo finale, o io faccio Alt F4. Si esercita la violenza. Scelta è tua. Io ho fatto tutto quello che mi hai detto, anche più volte. Ok. Quindi adesso sta a te. Ci dà il finale, tutti felici e contenti. Guarda, alzo le mani. Le alzo. Per piacere, non mi dà solo quello e gli altri con la X perché... No, c'è un problema. Allora, facciamo un'altra live, partiamo dall'inizio così a mente fresca, cioè, e ce li togliamo. Vado fatti tutti. No, Mita, io sono una persona di parola, la mia parola è 1 e io faccio Alt F4. No. Non si possono skippare, vanno rifatti tutti dall'inizio. Allora, lo rifacciamo nei prossimi giorni. Partiamo sempre alle 22, sempre con calma e tranquillità. Sappiamo che dobbiamo fare ormai. Il problema del salvataggio lo abbiamo risolto. Sì. I punti sappiamo dove sono, in che capitolo sono e quello che dobbiamo fare. Sì. Dobbiamo stare attenti al frigorifero. Sì. E non ci sono problemi dopo. A Sì. posto? Va bene? Sì. Va bene. Un incubo. No, ma va bene. Rotti il cazzo, Mita. Mita vedrà una sua giusta fine molto presto. Hai capito? Almeno fammi contare gli step, pezzo di merda. Va bene, va bene. Ragazzi, allora, aspettate un attimo che mi sono perso tutte le schede davanti. Allora, noi stacchiamo anche perché domani è una giornata un pochino impegnativa, quindi facciamo comunque questi giorni in maniera ancora un pochettino soft. Poi, se le divinità ci assistono e ci proteggono, da lunedì prossimo ricominciamo comunque con la programmazione piena e speriamo non ci siano altri inconvenienti. Grazie mille a tutti ragazzuoli belli, buonanotte. Buonanotte a tutti.